Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato in provincia di Agrigento in quanto trovato in possesso di un'enorme quantità di file riproducente scene raccapriccianti di violenze sessuali in pregiudizio di bambini, alcuni dei quali in tenera età. L'indagine è stata condotta dal personale della Polizia Postale, del Servizio Centrale di Roma e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo. L'uomo, già in passato condannato e detenuto per abusi su minori, era stato segnalato nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e gli approfondimenti investigativi si sono inseriti nella costante attività di contrasto alla produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico attraverso internet, svolta dalla specialità in collaborazione con le polizie e le agenzie straniere impegnate nella lotta al cibercrimine, oltre che con Europol ed Interpol. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Palermo, che ha disposto la perquisizione in casa della persona di 38 anni durante la perquisizione informatica eseguita sui dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, nonché nei cloud utilizzati per la conservazione dei contenuti illeciti. È stato rinvenuto, sottolineano gli investigatori, un ingente quantitativo di materiale prodotto usando violenza su bambini in tenera età, stimabile in più di 10.000 file tra video e immagini.